Picchi Catania, picchi io, a fare sta vita non la faccio più. Picchi Sicilia, picchi io, a stare così non la faccio più. E siamo totalmente morti. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale dall'Otto Idea. Siamo il 23 di marzo del 2022. Oggi vi voglio fare vedere queste magnifiche infiorescenze dei cavolfiore, e sulla mia sinistra, che ora andiamo a vedere, c'è una pianta di broccolo che già ha quasi semi. Questi erano i cavolfiore natalini, quelli che si fanno nel periodo di Natale, no? Visto che erano piccoline, li ho lasciati stare per la semina per quest'anno, e niente, oggi voglio fare vedere che meraviglia. Approfitto anche che c'è una magnifica giornata di fare vedere questa fioritura per chi non la conosce, delle infiorescenze del cavolfiore e del broccolo. Guardate le api. Ora vi faccio vedere meglio. Guardate le api che fanno il suo lavoro, guardate quante api che ci sono, che stanno volando. Qua, guardate, qua ce n'è uno, sta vedendo un'ape. Mi raccomando, trattiamoli bene, che questi sono i nostri amici. Guardate quante ce ne sono, 1, 2, 3, 4, 5, guardate guardate quante ce ne sono che fanno il suo lavoro, vanno a impollinare il fiore, che poi porta il seme. Guardate, allora questo è il cavolfiore, come dicevo poco fa. State vedendo che bella pianta, bella infiorescenza. Questa anche che sta crescendo. Qua c'è sempre un'ape che sta fecondando. Poi una volta fecondato il fiore cade e resta il baccello che porta a seme. Questa qua anche, questi erano piccolini e li ho lasciati stare perché ho detto li lascio stare per la semina, anche perché non ho la semenza di questi ortaggi, perciò la sto facendo che poi andrò a seminare quest'estate. Va bene, questi cavolfiore sempre, guardate, state vedendo? Era piccolino, un cavolfiore piccolino, lo lasciate stare questi. Ora mi giro, guardate, questi tutti i fiori. Guardate l'infiorescenza, questi sono tutti cavolfiori, infiorescenza del cavolfiore, che è un pochettino bianca, giallo bianco, invece quello del broccolo è tutto giallo. State vedendo le api che fanno sempre il suo lavoro, guardate le api, guardate quando ce ne sono, si sente un buon odore di questa fioritura. Bello, questo anche, e questo qua dicevo che è del broccolo, come pieno di baccelli, che poi ora qui dentro crescono i semi. Ovviamente si debbono allungare, arrivano all'incirca 5 cm. Guardate quando c'è pieno, questo è solo il broccolo, poi tutti gli altri è tutto cavolfiore. Guardate quanti semi che ci sono. Questi sono tutti semi, tutti i baccelli che poi di dentro crescono i semi, che poi noi andremo a seminare quest'estate, che poi faremo il trapianto verso agosto, perché le seminiamo un mese e mezzo prima, che poi passerà tutto per avere i broccoli per Natale, i natalini, qua le chiamiamo i natalini, che si fanno per Natale. Va bene, allora
Queste ha sbocciato prima di questi qua, ancora queste neanche c'erano quando ha sbocciato questo qua. Questo verso gennaio è cominciato a sbocciare, verso gennaio, dopo Natale, insomma verso gennaio è cominciato a entrare in fiore. Poi questi qua stanno entrando ora in fiore. Va bene, guardate che sono belle la fioritura, le api, che sono belle le api che imbollinano, ci danno la frutta, ci danno da mangiare. Mi raccomando, se non ci sono questi non c'è niente, non li trattiamo, non buttiamo pesticidi, perché a quest'ora se c'erano pesticidi qua loro neanche venivano, possibilmente anche morivano. Perciò mi raccomando, non maltrattiamo la natura, perché lui è l'unica cosa che ci è rimasta per sopravvivere, mi raccomando. Vabbè, guardate che sono belli questi fiori. Va bene, allora io mi fermo di questa infiorescenza che è bellissima, manda anche un odore bellissimo, gradevole, e niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Per chi non conosceva l'infiorescenza dei cavolfiore e dei broccoli, vi l'ho fatti vedere, anche se nel broccolo purtroppo non c'è più, insomma è tutto giallo, nel broccolo è tutto giallo, nel cavolfiore invece è sul giallo e sul bianco, come state vedendo qua, state vedendo? Poco giallo, ma cosa di poco, è bianco. Questo è il cavolfiore, e del broccolo è tutto giallo il fiore. Va bene, allora, come dicevo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video vi arriva una notifica per farvi sapere che ho caricato un video. E niente, ora voglio fare un saluto particolare alla signora Mirella che mi segue con tanto affetto, che abita in Umbria. Va bene, ciao a tutti da Giovanni da Lotte Idea, ciao.